Ben ritrovati dalla redazione. È rimasta chiusa a lungo l'autostrada A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e San Donà in direzione Venezia, dove si è verificato l'incendio di un auto articolato ieri sera. Fa sapere Autostrade Alto Adriatico. Si è provvisto lo smassamento del materiale con pannelli di legno contenuto nel semirimorchio del mezzo pesante, un'operazione che ha richiesto del tempo per la grande quantità di legna progressivamente bagnata, spenta e caricata in sicurezza su un container posto al di là della banchina autostradale, a 8 km di coda raggiunti tra Portogruaro e San Stino, con i pannelli a messaggio variabile. Le auto hanno scelto l'itinerario verso la 28, che è risultata meno trafficata, ma si è rivelato un valido bypass per smaltire ulteriori incolonnamenti. La fuga in auto è iniziata in Slovenia con dentro 8 migranti, tra cui 3 minorenni stipati nel bagagliaio. L'inseguimento in territorio italiano e quindi l'arresto. È finito in carcere il passeur di origini moldave, bloccato nei giorni scorsi dalla polizia di frontiera e dalle pattuglie del commissariato di Muggia lungo la galleria di Aquilinea. L'operazione è cominciata oltre confine quando due equipaggi della polizia slovena hanno notato una vettura sospetta, una Volkswagen Passat, che appariva eccessivamente sovraccarica. Significative anomalie nell'antincendio in sala macchine per queste regioni. La capitaneria di porto di Monfalcone ha fermato la Longshanhu, nave battente bandiera cinese e porta rinfuse di 225 metri. L'operazione portata avanti dai militari insieme alla direzione marittima del capoluogo del Friuli Venezia Giulia ha messo in luce gravi carenze dal punto di vista della sicurezza della navigazione, tanto da far scattare il fermo amministrativo. La proposta di realizzare un contratto collettivo nazionale ASG unisce due necessità imprescindibili, quella della sostenibilità economica e sociale e quella della competitività, continuando ad animare il rinnovamento contrattuale avviato dal 2016 con spirito riformatore. Lo ha detto a Udine Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, facendo il punto sulla trattativa di rinnovo del contratto nazionale dell'industria metalmeccanica, un incontro organizzato da Confindustria Udine. Una proposta calata nella realtà, quella di un settore che ha attraversato grandi difficoltà, ha proseguito Franchi, nel quale l'incremento di costi degli ultimi anni ha avuto un pesante impatto negativo sulla profittabilità, essendo stato assorbito totalmente da moltissime imprese senza essere trasferito sui prezzi dei prodotti. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: sui monti cielo in genere poco nuvoloso, maggiore nuvolosità sul Tarvisiano e al primo mattino, quando possibile, la presenza di nubi basse o di nebbie su pianure e costa, cielo sereno con possibili foschie o nebbie durante la notte e nelle prime ore del mattino sulle zone più vicine al Veneto. Temperature minime in pianura fra 10 e 13, sulla costa fra 13 e 16 gradi, le massime ovunque fra 20 e 23 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.